E ben ritornati in Made in Veneto, e questa volta iniziamo a percorrere e a godere di un luogo scenografico straordinario, ricco di storia, di bellissime ville, tutte da scoprire, ma non solo, anche dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e anche enogastronomico. È veramente una chicca, la Riviera del Brenta in provincia di Venezia, un collegamento, una via d'acqua e una via di terra che vale la pena di scoprire o riscoprire in qualsiasi stagione dell'anno. E allora noi incominciamo a farlo insieme a voi con Made in Veneto, e la prima puntata sulla Riviera del Brenta non può non essere dedicata alla scoperta enogastronomica. Venite con me. E allora adesso andiamo a scoprire le bellezze anche sotto il profilo enogastronomico e dell'accoglienza qui a Villa Geszen con il socio titolare Christian Minchio. Grazie di ospitarci. Una residenza storica collocata proprio sulle rive del Brenta, in una location straordinaria che ha anche un po' di anni, ma veramente cela un fascino eccezionale. Che cosa si tratta? Ma noi intanto grazie, buongiorno, grazie che siete venuti qui da noi. Si tratta di una villa storica, siamo nel metà Settecento, che affaccia proprio sul Brenta, quella che è la caratteristica zona che è la Riviera del Brenta, che ha la fortuna di avere questo naviglio che ha creato nella storia tante appunto storie, tante vicissitudini. Abbiamo le ville venete, dove noi abbiamo avuto la fortuna di creare questa che è una piccola chicca, 12 camere con un ristorantino di pesce basato sulla tradizione, sulla ricerca, sulla sperimentazione e soprattutto su quello che è lo sfruttare la materia del territorio. Cioè, siamo molto contenti quando noi andiamo ad apprezzare quello che il territorio ci dà, e attraverso la gestione familiare, cioè siamo io, mio padre, mia mamma e mio fratello, stiamo cercando di portare l'accoglienza a livelli alti e livelli soprattutto dove le persone stiano bene, in benessere. 20 anni di attività qui in modo particolare ha fatto sì che abbiate acquisito un'esperienza straordinaria di alta qualità, però come tanti altri luoghi qui sulla Riviera del Brenta, quindi c'è l'enogastronomia che eccelle, forse non molto nota, ma noi la facciamo conoscere bene perché è un paradiso in autunno, in primavera, d'estate, è un modo diverso per fare turismo in questo luogo. Non esiste in un posto che sia vocato turisticamente, come potrebbe essere una spiaggia, il mare. Io penso ai lidi di Jesolo, che è qui vicino, alle zone di Rimini. Non esiste una densità di ristorazione e di pubblici esercizi quale noi abbiamo qui in Riviera del Brenta. Ragione per cui, e soprattutto è da tanti anni che esistono. Lei ha detto 20 anni, ma è la mia esperienza ventennale. Mio padre è da 50 anni che fa ristorazione in Riviera del Brenta, quindi ripeto, è una tradizione ben vocata e ben radicata. Ovvio, sono cambiati i tempi, è cambiato tutto quello che è l'aspettativa, è cambiato anche il tipo di preparazione dei piatti. Infatti avete visto prima la cottura. Raccontiamo che cosa stanno vedendo i nostri telespettatori. Avete visto la cottura per esempio di una vongola verace, che è comunque parte del nostro territorio. Fare lo spaghetto alle vongole è una cosa storica ormai, sì, mondiale, nazionale, però noi è un piatto nostro, noi l'abbiamo fatto cucinandolo sottovuoto assieme all'uvetta sultanina. E gli gnocchi sono gnocchi di patate fatti da voi? E i gnocchi di patate sono fatti da noi, fatti in casa, ancora lì la tradizione con la mamma che li fa, insomma, capisce, noi cerchiamo di mantenere ovviamente capendo che c'è bisogno di un ricambio e soprattutto di un metodo nuovo per fare cucina. Poi c'era un antipasto, anche questo è molto coreografico. Sì, lì c'è anche l'uso dell'ovetto di quaglia, non so se avete visto. C'è un involtino che viene fatto farcito, poi ricoperto con lo speck, viene infornato e poi servito con l'ovetto di quaglia. Anche lì il branzino, che è un pesce tipico della nostra laguna, soprattutto di quello che è la nostra regione, è servito in una maniera diversa, che non è più la classica griglia oppure al forno con la classica cottura con le verdure. Ecco, grazie Christian Minchio, grazie alla famiglia Minchio che ci ha ospitato naturalmente in questa straordinaria location, in questa villa. Noi ne scopriremo anche tante altre con valenze diverse, ma questa era per farvi capire che si mangia veramente bene, di qualità, con prodotti del territorio, con una competenza e una preparazione culinaria di altissimo livello. Insomma, un modo per godere la realtà della Riviera del Brenta in provincia di Venezia, diverse e uniche nel loro genere. Grazie, per la prossima puntata.